Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi non posso non darvi il buongiorno invitandovi a guardare il nostro nuovo sito di Radio Libertà, radioliberta.net, che è online da stamattina con notizie, approfondimenti, anche provocazioni, come ovviamente nello stile della casa, che speriamo possano riscontrare il vostro gradimento. L'invito è di andare a leggerlo e di farci ovviamente sapere cosa ne pensate, di commentare, perché come sapete questa radio e da oggi questo giornale online sono una comunità attiva dove voi siete protagonisti attivi, non meri recettori. Quindi a maggior ragione vi invito ad andare a vederci. In home abbiamo quella che è comunque una notizia, nel senso che smonta una narrazione farlocca. Una conversazione col generale Vannacci che tra le altre cose dice: l'omofobia è una malattia psichiatrica. Cioè, più chiaro di così, è evidente che c'è il Vannacci reale e la caricatura di Vannacci allestita ogni giorno dal mainstream. Lui spiega diffusamente che critica eccessi ideologici, spettacolarizzazioni e, come dire, ideologie arcobaleno a vario titolo, come credo sia ancora legittimo in questo paese, ma non ha alcun problema con gli individui omosessuali. Ma per scoprire tutto il resto vi reinvito appunto a leggere il nostro sito. E invece, a proposito di diciamo ipocrisie e contraddizioni del mainstream, oggi è meravigliosa Repubblica, non si può non parlare dell'apertura di Repubblica oggi. Serve però l'antefatto che nei giorni scorsi Repubblica ha intervistato questo pazzo, questo cretino, questo impresentabile che si chiama Maximilian Krah, che è un esponente del partito di estrema destra tedesco AfD, che ha regalato la seguente perla: sbagliato generalizzare, non tutti i membri dell'SS erano criminali di guerra. Una frase non sottoscrivibile da nessuna persona vagamente affezionata alla libertà, anzitutto fisica, elementare. Chi aveva ovviamente quella divisa si iscriveva in un orrore totalitario che non vorremmo rivedere mai più. Repubblica, a furia di cacciare il pazzo, diciamo, criptonazista, l'ha trovato, perché esistono e sono tali. E ovviamente Repubblica, chissà cosa dirà ora la Le Pen, chissà cosa dirà ora Salvini, che stanno con l'impresentabili, che stanno con questi nostalgici dell'SS. Era tutto un tirare la giacca e un insinuare vicinanze folli, perché nessun conservatore può stare con uno che rimpiange la rivoluzione nazionalsocialista, perché questi erano i nazisti, dei rivoluzionari nazionalsocialisti. E infatti immediatamente a ruota arrivano non le prese di distanza, le condanne nettissime da parte del Front National. Abbiamo deciso di interrompere i rapporti e non siederemo più con loro durante il prossimo mandato, cioè non faremo neanche più gruppo insieme, che, come dire, nonostante le logiche europee obblighino agli agglomerati, ma ci sono agglomerati che non sanno da fare. Questo non sa da fare, questo ha detto subito la Le Pen, e a stretto giro la Lega si è assolutamente ha confermato questa tesi. Come sempre Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi. Quindi non c'è grammo di possibile equivoco, e quindi uno si aspettava che oggi Repubblica titolasse quello che aveva chiesto il giorno prima, cioè Le Pen e Salvini si dissociano dal cretino, dal criminale. E invece Repubblica titola oggi: sovranisti spaccati, Le Pen e Salvini mai più con AfD. No, che come se fosse una cosa negativa. Quindi è come dire, voi capite che se non avessero detto niente avrebbero titolato Salvini e Le Pen amici dei nazisti. Dicono l'ovvio, e cioè che dal punto di vista di un liberal conservatore queste sono follie, e sono i sovranisti spaccati. Cioè comunque hanno un problema, comunque sbagliano, comunque c'è come dire una notizia in negativo anche in questo caso. Capite che l'agenda di Repubblica è una cosa che vive nella loro redazione, nelle ZTL progressiste, ma non ha più alcun nesso con la realtà. Non è neanche, direi, col principio di non contraddizione. L'avete visto oggi? Oggi Salvini e Le Pen fanno quello che ieri gli hanno chiesto e sono i sovranisti spaccati. E beh, ragazzi, così vale tutto, ma almeno i colleghi di Repubblica ci fanno divertire. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio